Benvenuti tifosi del Napoli. Iscriviti al canale, metti mi piace al video per rimanere aggiornato sulle notizie del Napoli. Grazie. Forza Napoli sempre. Nel suo editoriale per Radio CRC, Umberto Chiariello menziona la Champions League, che è stata il vero punto basso della stagione del Napoli. Chiariello spiega anche che il Napoli ha avuto delle solide prestazioni nel campionato nazionale. Abbiamo visto un calcio che non avevamo visto l'anno scorso, ed è stato molto bello in diverse occasioni. Il Napoli ha giocato almeno 10 buone partite, le vittorie a Roma contro Lazio e Roma, dove il Napoli è stato più forte, le 2 partite contro l'Inter, sia all'andata che al ritorno, la Juventus, devastata nel secondo tempo allo Stadio Maradona, le 2 Supercoppe contro Milan e Bologna, la partita contro il Cremona, le 2 partite di apertura di campionato contro Sassuolo e Fiorentina, e l'eccellente primo tempo dello Sporting. Il Napoli ha giocato molte buone partite. Ricordiamo anche quelle negative. Oltre alla sconfitta per 6-2 a Eindhoven e alla pessima partita di Lisbona, considero orribili le partite contro Eintracht e Copenaghen. Il secondo tempo è stato semplicemente inaccettabile e, in campionato, quelle contro Verona e Parma in casa. In trasferta, abbiamo giocato malissimo a Torino contro il Torino, a Udine, a Bologna senza riuscire a tirare in porta contro un portiere 17enne e a Verona. Abbiamo perso punti e giocato tante brutte partite, ma allo stesso tempo abbiamo fatto anche buone partite, con un netto miglioramento rispetto all'anno scorso. Non ho nulla di cui lamentarmi in campionato. Il Napoli sta tenendo d'occhio Joao Gomez del Wolverhampton. Devono trovare il modo di inserirlo a centrocampo, visto che il Napoli ha già Lobotka e Gilmour in quella posizione. Stanno cercando un sostituto per Anguissa. A mio parere, per caratteristiche, non si adatta esattamente al profilo di Anguissa. Poi ci sono Tominay e De Bruyne. Insomma, c'è molta concorrenza a centrocampo. Ma è un buon giocatore, un giocatore forte, e piace molto a Manna. Il Napoli lo segue da tempo, ha già incontrato agenti e intermediari e sta lavorando attivamente a questa trattativa. Vale la pena notare, tuttavia, che il Napoli non è l'unico club interessato a Joao Gomez, con l'assistenza di Carlos Leite. Il club deve anche contattare Jorge Mendes, che, come è noto, è il tuttofare dietro molte operazioni dei Wolves, il lupo arancione del Wolverhampton. Attenzione, perché Jorge Mendes non si limita al Napoli. Influenza anche molti altri club, spesso dettando le regole del mercato, come il Manchester United, che è alla ricerca di un centrocampista. Anche lo United aveva mostrato interesse per Ederson, ma alla fine è andato al Madrid Roy Blanca, noto anche come Atlético de Madrid, sotto la guida del Cholo Simeone. Tenete quindi d'occhio Joao Gomez, che è nel mirino sia del Napoli che del Manchester United, e non c'è garanzia che le pretendenti si fermino qui. Potrebbero emergere altri club. Ad esempio, Joao Gomez è stato contattato anche dall'Atlético Madrid, che poi si è rivolto a Ederson. È una vera e propria maratona di mercato. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? È un buon giocatore per il Napoli? Voglio sapere la tua opinione sotto il video. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!